Signori, che sta succedendo? Mi sono svegliato nel panico generale dei social perché De Rossi è stato esonerato e viene appuntato Juric nel fare un recap della Serie A, nel capire, perché noi stavamo pensando al Milan, alle problematiche del Milan, ieri la Champions, facciamo delle hip hop perché qua dobbiamo approfittare, cominciamo! I rumori. Benvenuto Mario di vicino e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Facciamo un video di recap ci portiamo verso, perché volevo approfittare anche del fantacalcio mio per dare uno sguardo alle altre squadre, ed è inevitabile che oggi si parli di questo esonero di De Rossi. Stanno girando tutti i video fuori Trigoria dei tifosi che stanno contestando chiunque. C'è chi se la prende tanto con la società, le idee poco chiare, che cosa state facendo, eccetera eccetera, e c'è chi, come al solito, no? Per questo io quando vi dico tutti i tifosi di tutte le squadre sono un po' simili molto spesso per come reagiscono, se la prendono con i giocatori. Avete voi cacciato via 5 allenatori, adesso cacciate le palle, le solite cose. La questione è molto, insomma, spinosa. Se a inizio campionato noi tenevamo un'idea di quella che era la composizione della Serie A tra favorite per lottare per la Champions e qualche dubbio, io ho sempre detto la Lazio con Lotito, che non è sempre ben visto, ben voluto dall'ambiente. Io ho il bisogno fisico di arrivare sopra al Lotito, perché poi quando si parla di De Laurentiis magari sento intervenire, sento parlare Lotito, quando prende parola io dico meglio De Laurentiis, e lì non è così. Poi ci sono altre squadre che fanno delle cose, che hanno dei progetti anche internazionali, e tra questi ovviamente ci mettevamo la Roma, perché con la proprietà straniera sono molto presenti all'estero, fanno certe cose che hanno una parvenza di un respiro più internazionale. E poi vediamo questa roba qua. Ieri, mentre guardavamo insomma la Champions con la Juventus, che adesso possiamo parlare della Juventus, domani c'è conferenza stampa di Conte a proposito, quindi iscrivetevi al canale, lasciate i like e prepariamoci. Juve che fa una partita molto convincente, meno convincente quella del Milan, e allora già si sente la panchina di Fonseca traballare un pochino, e là pure ci chiediamo, dice, il Milan sarà, perché il Milan è strisciata, dà quella sensazione di società seria. Mi aspetto che sia in grado di schermare la squadra e l'allenatore, proteggerlo rispetto a varie problematiche, varie contestazioni, e andare avanti con una linea. Se avete fatto un progetto a lungo termine, ne uscite tutti insieme, si protegge quando le cose vanno male e poi se ne esce. Un po' come successe anche con Pioli alla fine, anche se erano sul procinto di cambiare, ricordate, Ragnarok stava succedendo e poi non successe. E adesso una Roma che langue nei bassi fondi della classifica, trovano il capro espiatorio in De Rossi, che aveva effettivamente salvato la stagione l'anno scorso. Allora non vorrei che Friedkin... Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, un po' meccanicamente, se vedono le cose che non vanno e magari pensano ok, noi abbiamo esonerato Mourinho, con l'arrivo di De Rossi le cose sono andate bene perché aumentò la media voto in maniera importante quando arrivò De Rossi, non è che questi dicono ok, lo facciamo subito, così non aspettiamo di fare un campionato di media classifica e mettiamo subito le mani sul progetto e risolviamo la cosa, perché cambio allenatore aiuta. Non sempre
cari Fredkin, non sempre il cambio allenatore dipende dall'allenatore, se viene visto credibile dal gruppo, che altrimenti la cura Nicola, la cura Colantuono, la cura Ballardini, 2-3 partite e poi se ne scendono così, dipende da tanti altri fattori. E nella giornata in cui noi finalmente possiamo cominciare a pensare alla Juventus, perché la settimana di Juventus-Napoli, mi mandano gli amici abbonati, Fabio Versatile, mi manda sto screenshot, dice: i giocatori, come potrebbe giocare la Roma, la nuova Roma di Juric scenderà in campo domenica 24 novembre allo stadio Maradona contro il Napoli di Antonio Conte, vedremo in quell'occasione con che modo, niente di meno. Ma aspettavo il 24 novembre per vederli contro di noi, per vedere con che modulo giocherà la Roma di Juric, ma penso che lo scopriremo molto prima, perché non è che la Roma adesso va in campo coi passamontagna, nascondono le cose, li mischiano in campo e non capiamo come giocano. Lo capiremo subito, già con la partita con l'Udinese, dove affrontano la capolista, quindi già Juric, già le sento le frasi, già Juric che può dire ma l'Udinese grande squadra, che avete visto che inizio di campionato, eccetera eccetera. Basta alibi, signori allenatori, basta alibi, avete a disposizione tutto quello che serve per fare delle cose. Poi ci sono dei momenti in cui si capisce che voi avete fatto bene il vostro lavoro e poi il centimetro, il giocatore non ci mette il piede o non c'è cinismo sotto porta, si capisce, si può intuire. Insomma, io e TVB, tra l'altro vincitore uscente della scorsa stagione, ce ne siamo date di tutte mazzate. È finita 3-3. Con questo noi prendiamo spunto per parlare della giornata che è finita e poi ci riversiamo verso quella che era. Avendo io puntato su Sommer, avevo puntato su Di Gregori, ma poi ho puntato su Sommer, agito col Monza, vado liscio e vado tranquillo, e infatti lo faccio anche capitano, se non sbaglio. Male ho fatto. Tra Darmian, Cambiaso, la Juve pure è un po' inciampata. Buongiorno, mi è andata molto bene. Con Teo Hernandez mi è andata molto bene. Pulisic molto bene. Guardate, cioè, tu fai Buongiorno, Teo Hernandez e Pulisic che vanno a gol. Maluccio l'attacco, mi aspettavo di più onestamente da Zapata col Torino, e Vlahovic, su cui io ho puntato molto onestamente, perché secondo me ha tutte le potenzialità per essere il top attaccante in Serie A. Però prima dicevamo è colpa di Allegri che lo fa giocare in difesa, adesso con Motta secondo me rimango prudente e rimango anche convinto che può fare quei 17-18 gol che poi stiamo nella media sua generale anche nelle stagioni più difficili, tra i 15 e i 20 Vlahovic secondo me li fa. Ieri anche si è mangiato un pochino di gol anche fattibili onestamente in Champions League, e il mio avversario che si ritrovava con Abraham in attacco, che è andato a gol, Pinamonti e Danlinga no, ma non gli sono entrati, non hanno giocato Chukwueze e Barella, gli è andata bene ovviamente con Di Lorenzo e con Meret, quindi grande modificatore della difesa che va alla grande. A lui poi entrano Gaspar che sta facendo un ottimo inizio e poi due che vanno a 6, di conseguenza il modificatore della difesa dà una grande mano e finisce in parità. Ora la giornata che sta per arrivare, ovviamente oggi c'è ancora Champions, dobbiamo vedere l'Inter con Manchester City, tutta una serie di partite molto interessanti che non ci riguardano da vicino, però è così. Ci saranno un po' di scontri diretti sia in basso alla classifica sia in alto. Abbiamo il Cagliari con l'Empoli, Verona-Torino, no? Se parlando di Juric, Verona-Torino, il Venezia che è l'unica squadra di cui io non ho preso nessun calciatore, proprio il Venezia non mi ha convinto quest'anno, e poi ovviamente c'è Juventus-Napoli. Dobbiamo capire come approccerà Motta questa partita, se farà del turnover, perché abbiamo visto ha utilizzato molti dei giocatori che aveva utilizzato anche nella partita precedente e hanno funzionato molto meglio. L'amalgama, la famosa amalgama, serve un po' di tempo. Non chiamate fuori la Juventus dalla lotta per lo scudetto, mi sembra prematuro, semplicemente perché hanno fatto un pareggio in più, non mi sembra il caso, comunque molto solidi. E adesso vediamo se il Napoli come le affronta queste squadre un po' più forti sulla carta, perché finora, compreso il Bologna che considero adesso una squadra media, non più una squadra top come lo era l'anno scorso, adesso il Napoli è chiamato a dimostrarci. Che facciamo? Aspettiamo un pochino, gli facciamo girare il pallone, stiamo un pochino più rintanati, ripartiamo veloci,
veloci oppure ci prendiamo, perché potremmo anche sorprenderli e noi sappiamo giocare a calcio e quindi potremmo anche prendere l'iniziativa e vedere cosa succede, senza mai però scoprirsi, perché è un diktat di Conte: avete preso 48 gol, 43 gol, 4-3-3, 10° posto. Non esiste. Il Lecce affronterà il Parma che si porta tanti complimenti a casa ma non sempre si porta punti, e poi una partita secondo me molto molto interessante da tripla sarà Fiorentina-Lazio, Monza-Bologna, e tutti gli occhi però saranno su Roma-Udinese per capire se l'Udinese già comincia a squagliarsi, perché io non ritengo che l'Udinese possa continuare a questi livelli. Molto spesso l'Udinese ha cominciato benissimo e dice: ma questo è l'anno in cui vanno in Champions, e poi se ne scendono così. E quindi sarà sfizioso vedere come Juric metterà aspettiamo il 24 novembre, no, lo vediamo subito. Immaginiamo la difesa a 3, quindi vediamo se sono già pronti i vari Hummels con Hermoso, con Dicao oppure con Mancini. Hanno un po' di problemi sulle fasce perché Saelemaekers è infortunato e quindi bisognerà adattare qualcuno, e poi capire se si troverà un po' di spazio per Soulé insieme a Dybala, perché poi questo è stato l'equivoco un po' di tutto il mercato: Dybala verso la rabbia, Dybala che resta, e quindi Juric ha queste gatte da pelare. Ovviamente non possiamo dimenticare che c'è il derby di Milano, e qua ci rifacciamo al discorso di Fonseca e del Milan in generale. Ieri ho ascoltato Boban essere molto duro con Ibrahimovic: non si capisce qual è il tuo ruolo. Ibrahimovic che ride, però è un riso amaro, continua a fare il personaggio: sono il boss di tutto, non hai capito, tu non hai capito. E Boban dice sì, io non ho capito, e Boban se la prende anche con Fonseca e gli spiega tutta una serie di cose tattiche su Loftus-Cheek che a lui non convincono. E insomma, la mia curiosità è proprio vedere questo, cioè la dirigenza Milan se è in grado di tenere a bada tutte queste perplessità e di andare avanti con i risultati aiutano, oppure se andranno anche loro in difficoltà. E lì il Napoli, e lo dico chiaramente, l'ho scritto oggi su Twix, deve approfittare. Se prima noi dicevamo le tre solite strisciate stanno davanti e non si toccano, poi c'è la Roma, l'Atalanta e ci dobbiamo giocare un posto con queste qua, visto quello che sta succedendo, il Napoli ha l'obbligo assoluto morale di stare avanti al Bologna, che insomma deve essere visto come un caso il Bologna l'anno scorso, e ti devi rimettere avanti al Bologna, davanti alla Lazio per discorso che vi facevo su Lotito, e adesso anche davanti alla Roma, perché stanno dimostrando di viaggiare un po' a vista, e possibilmente sfruttare qualche inciampo del Milan che non naviga in acque tranquillissime, e se è possibile mettersi davanti. A quel punto tu te la giochi con l'Atalanta, te la giochi con la Juventus, l'Inter è molto solida, lo sappiamo, però devi stare lì, devi orbitare in quelle zone lì, e si deve poter fare. Atalanta che potrebbe allungare perché va a giocare con ospita il Co, ma prima di questo domani giocheranno in Champions. Qui io onestamente, quando ho sentito la notizia dell'esonero, ho pensato la Roma forse vuole anticipare il Milan, perché se sono due panchine traballanti e il Milan fa la decisione, adesso c'è il derby, se il Milan perde il derby potrebbe saltare Fonseca, quindi la Roma dice lo faccio prima perché mi interessa un allenatore che probabilmente può entrare in orbita Milan. E onestamente sì, mi hanno detto stavi pensando ad Allegri, io pensavo in realtà più a Sarri, che vuole ritornare in campo, che si sente pronto per una nuova sfida, ci fanno sapere. E quindi sai, Milan-Sarri è un binomio interessante, è una cosa che potrebbe dare una bella botta di entusiasmo all'ambiente, perché volevano un giochista ma che sia meglio insomma di come era visto Fonseca. Però con la scelta di Juric non capisco, non è che tu lo fai così in fretta per togliere Juric dal Milan. Mi dà l'impressione di una società che dice tu chi sei, De Rossi? Non fa niente, decidiamo noi. Evidentemente qua non lo so, ma me ne vado per un'idea, tra le decisioni prese sul mercato, il mercato finito tardissimo, qualche incomprensione, De Rossi che è uno un po' alla Gattuso, che cerca di rompere gli schemi precostituiti del calcio, probabilmente parla in faccia e non ha peli sulla lingua. Può essere che tutto questo non sia stato visto benissimo e mettono uno che ha meno pretese. Guardate come Lazio e Roma erano Sarri e Mourinho e adesso sono Baroni e Juric.
sembra una diminuzione. Noi da lontano guardiamo questa cosa, registriamo che tutto il mondo del calcio è molto sorpreso e sta valutando questa decisione come una decisione folle, quando noi stessi volevamo l'esonero di Garcia subito, lo dovevi fare subito a Capodimonte. E vediamo, possiamo vedere, anche se non sono paragonabili le due cose, vediamo se questo cambio subito aiuta la Roma a sistemarsi e fanno un campionato tranquillo, oppure se questo cambio destabilizza come avrebbe destabilizzato più in là, e se non ci sono fondamenta importanti in società con dirigenze forti ed esperte, le cose possono andare anche a rotoli. E tu Napoli, tu gli avversari, bisogna approfittare, perché il calcio è uno sport che prevede degli avversari. Se gli avversari inciampano, tu devi stare là, pedalare e metterti davanti. E mettersi davanti, lo abbiamo visto con Spalletti, che non è male. Non parliamo della pressione di mettersi davanti senza la pressione di vincere per forza, ma con l'idea, che ribadisco, che quando il Napoli lotta per lo scudetto in Champions ci va. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, vi chiedo like finali. Questo è un video un po' diverso perché si parla delle altre squadre, ma abituiamoci, perché dobbiamo parlare anche delle altre squadre. Non abbiamo partite infrasettimanali, quindi queste, abbracciamoci la croce, ma domani già parla Conte, quindi ci vediamo le cose nostre. Che non dorme mai, il tutto delle sciare di una vita che non